Le grandi navi possono tornare in laguna. Il TAR del Veneto a sorpresa ha annullato l'ordinanza con cui la Capitaneria di Porto di Venezia aveva disposto la limitazione del transito nel canale della Giudecca e nel canale San Marco delle grandi navi da crociera, per intenderci quelle dalla stazza lorda dalle 40 alle 96.000 tonnellate. Una vittoria per il presidente VTP Venezia Terminal Passeggeri, che aveva fatto ricorso contro il provvedimento. Una notizia di grande soddisfazione, devo dire ce l'aspettavamo dopo l'ordinanza di sospensiva, e la soddisfazione è maggiore in quanto sono stati accolti tutti i nostri motivi di ricorso. Due le motivazioni alla base della decisione del TAR. In primo luogo l'assenza dei presupposti previsti dal decreto interministeriale Clini-Passeri, in base al quale i divieti di transito avrebbero potuto essere applicati solo a partire dalla messa a disposizione di vie di navigazione alternative rispetto a quelle già in uso e ancora praticabili. La seconda motivazione è il difetto di istruttoria, non essendo stata svolta alcuna valutazione e ponderazione degli interessi pubblici e privati interessati dai divieti. Una sentenza, quella del TAR Veneto, che arriva però in un momento in cui già alcune compagnie di crociera hanno già tolto lo scalo di Venezia dai loro percorsi, una vittoria, quella di VTP, dal sapore amaro. Se non vengono date certezze alle compagnie, come diceva lei, la destinazione di Venezia venga cancellata, anche perché abbiamo dei competitor molto attraenti, molto organizzati e che si stanno in questo momento fregando le mani a partire da competitor vicini quali Trieste. L'annullamento del TAR ha trovato immediata risposta anche dal Ministero delle Infrastrutture, che presenterà appello in Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Veneto. Il pronunciamento del Tribunale amministrativo, si legge in una nota del Ministero, rende ancora più urgente il percorso alternativo per l'accesso alla stazione marittima di Venezia. Intanto si attende entro la prima metà di marzo di quest'anno la valutazione di impatto ambientale per il progetto di adeguamento del canale Contorta Sant'Angelo.